Nonni e diritto di visita. In che termini i nonni hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti? Scopriamolo! In questo video parleremo della tutela della relazione fra nonni e nipoti, anche in contesti di crisi familiare, un tema a me personalmente molto caro. Con la riforma della filiazione è stato finalmente ed espressamente riconosciuto nel Codice Civile, all'articolo 317 bis, il diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, con la possibilità concreta per i nonni di ricorrere al Tribunale per i minorenni nel caso in cui il loro diritto venga ostacolato. Ma in che termini possiamo discutere di un diritto dei nonni alla relazione familiare con i nipoti? Come diciamo sempre nei video in cui ci occupiamo di affidamento del minore e del diritto-dovere di visita dei genitori, che vi indichiamo nella descrizione di questo video, anche in questo caso non possiamo parlare in astratto di un diritto dei nonni immediatamente e automaticamente coercibile senza approfondire la situazione concreta del minore coinvolto. Ciò significa che il diritto dei nonni alla relazione familiare con i nipoti viene sì riconosciuto in prima battuta, ma comunque risulta condizionato dalla necessità di valutare in concreto l'interesse superiore del minore coinvolto. Infatti, potrebbe esserci un conflitto fra un genitore e i nonni, oppure fra entrambi i genitori e i nonni, oppure ancora tra il minore stesso e i nonni, ove il primo si opponga alle frequentazioni. E attenzione! Il tutto può accadere sia in un contesto familiare stabile, sia in caso di ordinaria crisi della famiglia, a seguito di separazione fra i genitori. Infine, potremmo doverci occupare delle frequentazioni fra minori e nonni anche in caso di contesti familiari, per così dire, a rischio, che richiedono la stretta vigilanza dei servizi sociali e del tribunale ordinario o per i minorenni a seconda dei casi. Il tema è quindi molto più complesso di quanto sembri. In ogni contesto familiare, la presenza dei nonni può peraltro risultare centrale, se non fondamentale, oserei dire, ma avrete già capito che la tutela del diritto dei nonni di cui stiamo discutendo dipende essenzialmente dal contesto familiare di riferimento del minore. Ogni situazione familiare merita dunque una valutazione ad hoc. Frequentemente, anche in caso di separazione fra i genitori, non è necessario regolare espressamente anche le frequentazioni fra nonni e nipoti, perché la relazione fra di essi è sufficientemente consolidata e comunque rimessa sempre nella fisiologia dei rapporti alle scelte dei genitori. Il che significa, ad esempio, che nulla vieta al genitore non collocatario di vedere e tenere con sé i minori insieme ai nonni e di dedicare parte delle sue frequentazioni anche a tale scopo. Altre volte, invece, se vi è già un conflitto fra genitori rispetto alle frequentazioni fra i figli e i nonni, oppure se le tensioni fra i genitori fanno ragionevolmente presumere che ciò possa essere ulteriore motivo di scontro, è bene riflettere anche sull'opportunità di domandare al giudice una regolazione espressa delle visite fra nonni e nipoti. In generale, qualora vi sia un conflitto fra genitori sulle modalità di affidamento, sulla collocazione dei minori, sulle visite del genitore non collocatario e dei nonni o su altre questioni di primario interesse, è sempre possibile per il giudice adottare anche d'ufficio e in via provvisoria e urgente tutti i provvedimenti opportuni per salvaguardare il superiore interesse del minore. Profondamente diverso sarebbe invece il ragionamento se ci trovassimo di fronte a una situazione familiare estremamente pregiudizievole per il minore, ad esempio a causa di abusi o gravi trascuratezze dei genitori, poiché in questo caso l'opposizione del genitore o dei genitori alle frequentazioni con i nonni sarebbe solo uno dei comportamenti da porre subito all'attenzione del Tribunale per i minorenni. Per concludere, esistono molteplici modalità attraverso cui tutelare il diritto dei nonni alle relazioni familiari con i nipoti e per capire quale sia la forma ideale bisogna approfondire il concreto contesto familiare di riferimento. Gli strumenti giudiziali, infatti, specie in questi contesti, devono essere attivati solo come extrema ratio, ossia
solo quando sia impossibile risolvere altrimenti il conflitto e ciò si riveli essenziale per la tutela dell'interesse del minore. Iscrivetevi al nostro canale, abbiamo un'intera sezione dedicata al diritto di famiglia. Per maggiori informazioni visitate il nostro sito e seguiteci sui social media.